Ehi, sono tornata, ce l'ho fatta, 2 mesi di pausa, finalmente sono tornata. Avevo bisogno di prendermi un po' di pausa e ho deciso di fare questo video di recap. Volevo fare un recap di tutto l'anno intero che abbiamo passato insieme, di tutto questo post pandemia, guazzabuglio moderno che stiamo vivendo. Ho deciso anche che d'ora in poi me ne sbatterò allegramente alle palle di una postura adatta alla divulgazione corretta secondo chissà quali canoni. Ho deciso di essere maggiormente me stessa e quindi vi racconterò un po' di come ho intenzione di affrontare questo nuovo anno insieme sul mio canale e tirare un po' le somme, diciamo, di tutto quello che abbiamo fatto finora e di quello che è successo in questi 2 mesi dove io sono sparita, ma ho cercato di analizzare tutto dagli angolini, compreso il mio angolino interiore. Quindi farò, diciamo, un po' un'analisi generale di quello che mi è sembrato abbiamo vissuto. Spero vi interessi. Se vi interessa sigla, se no non fa niente, potete cambiare canale. Ciao! Eccomi. Allora, dicevo, secondo me era importante iniziare questo nuovo video, questo nuovo anno facendovi gli auguri. Infatti il titolo del video è auguri, ed è auguri perché è Capodanno in Sardegna. Significa che inizia il nuovo anno per noi sardi, per la nostra cultura. Capodanno significa appunto l'inizio dell'anno e indica il mese di settembre. È un momento molto importante per noi. Diciamo che gennaio, il 1° gennaio è qualcosa che abbiamo voluto riconoscere come nostro, perché per consuetudine dall'arrivo dei nuovi popoli, dei nuovi dominatori dell'isola, ci è sembrato che insomma potesse essere un modo di adattarci. Però tecnicamente per una cultura agropastorale ovviamente l'inizio dell'anno è e rimarrà sempre a settembre. Questa è una cosa insita nel nostro DNA, nella nostra genetica, nella nostra epigenetica, perché la natura, il contatto con la natura ci dimostra che c'è un nuovo rifiorire dell'esistenza. Infatti settembre, che è a cavallo comunque tra che poi tra l'altro in Sardegna non si può dire cavallo, quindi non l'ho detto, fate finta che non l'ho detto. Comunque diciamo che settembre, che incarna sia la fine dell'estate che l'inizio dell'autunno, rappresenta proprio quel passaggio fondamentale per noi isolani, soprattutto gli isolani dell'entroterra, ma questa dicotomia non è così evidente, anche assolutamente gli isolani delle coste ne sentono tutta la forza, tutta l'energia. Poi ovviamente mi direte cosa ne pensate di tutto questo. Allora, volevo fare questo recap micro macro di tutto quello che è successo. Sì, vi faccio gli auguri e tutto quanto, però volevo anche dare un po' uno sguardo un pochino più serio. Lo sguardo più serio sicuramente lo volevo fare da, diciamo, un anno a questa parte. Io ho cominciato, adesso non ricordo esattamente, ma tipo ottobre, a pubblicare i miei primi video. Video che sono andati benissimo inizialmente perché ho anche sponsorizzato molto, e poi pian piano sono andati un po' sciamando perché non sono stata molto diciamo attenta alla sponsorizzazione, ma anche per moltissimi motivi. Ho notato che quando si parla di Sardegna ovviamente le visualizzazioni calano, però detto molto francamente non mi interessa granché, perché comunque è quello che incarno, quello di cui so, voglio parlare di quello che so, non voglio parlare di quello di cui ho un'opinione. Sì, mi fa piacere anche dire come la penso su altre cose, però ovviamente ci sono cose che so e cose che ho maturato delle idee. Anche per quanto riguarda della Sardegna ho maturato delle idee e non so proprio tutto, sto ancora imparando ovviamente, però diciamo che mi rendo conto che è un mio punto fermo ed è qualcosa che incarno e che studio da tantissimo tempo. Quindi volevo dirvi che continuerò a parlare di Sardegna. Anzi, chiedo ai sardi e ai non sardi ovviamente di scrivermi, di farmi domande più specifiche, di proporre argomenti, perché assolutamente mi fa piacere, insomma, poter condividere non solo sulla base delle mie ispirazioni, ma anche sulla base di ciò che vi incuriosisce. Dicevo, a ottobre
ho iniziato con una luna, con un'eclisse. Diciamo che è stato un anno intero, se consideriamo appunto quest'anno dove io ho pubblicato, dove siamo stati accompagnati, dando uno sguardo a macro, da questioni astronomiche molto specifiche. Ok, è stato un post pandemia parecchio intenso perché comunque anche gli astri, io non sono astrologa, dico quello che sento secondo la mia ispirazione da strega, anche gli astri si sono messi di mezzo nello spingere a una pulizia molto profonda di tutto quello che è stato un periodo, diciamo, planetario molto particolare, probabilmente anche un periodo cosmico molto particolare. Quindi abbiamo visto lune con eclissi parziali, poi abbiamo visto un solstizio di dicembre veramente molto intenso, abbiamo cominciato a toccare con mano dei post pandemia molto forti, tantissimi in quest'anno. Mi avete scritto di aver avuto dei lutti, di aver avuto dei dolori profondi, comunque delle ferite da dover curare, una ricerca dell'isolamento, dell'analisi interiore che è stata molto profonda. L'ho vissuto anch'io e non ve ne ho fatto neanche segreto, insomma, l'ho detto abbastanza chiaramente. Ovviamente non ve l'ho detto tutte le volte perché rischiavo di diventare patetica, però il senso è che comunque c'è stata questa necessità di chiudersi per analizzare. Nell'arco degli anni, scusate, dei mesi vicino all'equinozio, anche lì ci siamo resi conto che ci sono state altre spinte profonde di lune, varie cose che ci hanno comunque dato ancora di più un input alla pulizia sempre più profonda. E adesso abbiamo chiuso il ciclo questo 31 agosto con questa superluna blu che è stata moltissimo criticata per il nome che è stato dato dai media. Io sicuramente ho trovato molto, cioè, mi ha dato molta tenerezza che comunque i media ogni tanto si svegliano e dicono alla massa: guardate il cielo, che meraviglia. Io questa cosa la trovo molto tenera, sinceramente. Il dibattito, diciamo, nel mondo esoterico dei media riguardo questa cosa della superluna blu era che il termine blu è stato modernizzato. Prima indicava in tempi più antichi qualcosa di molto specifico, quindi riguardava la computazione dell'anno in chiave lunare e non solare, e adesso è stato, diciamo, trasposto in chiave di computazione solare, quindi questo blu dovrebbe essere non corretto. A me sinceramente non mi interessa, sono nomi come altri, no? Da sarda che è l'ultimo sciamo che arriva mette nomi alle cose e cambia nomi alle cose, a me francamente non mi interessa, serve per farmi capire se quella persona, per quella persona è più chiaro indicare quel tipo di lunazione come luna blu, io la chiamo luna blu, poi dentro il mio cuore la posso chiamare anche, non lo so, Flora, Francesca, insomma, sono fatti miei. Questo è il senso generale. Sta di fatto che io volevo sottolineare la questione di quanto sia stato pesante interiormente vivere queste cose. La questione anche ulteriore è che è stato pesante per tutti, perché in tantissimi mi avete scritto dicendomi: comunque vedo gente che se la cava benissimo, non capisco perché devo essere sempre io quella che soffre, quello che soffre, sono troppo sensibile, dovrei essere più schermato dopo tanti anni di lavoro interiore, dopo essermi svegliato, eccetera. Ma io penso che sia stato un periodo duro veramente per tutti, per tutti. Poi ci sono persone che hanno, diciamo, scelto la via dell'insensibilità, quindi quel dolore poi si trasforma in qualcos'altro dentro di loro, se non viene accolto, non viene analizzato, non viene espresso in libertà, diventa altre cose. Quindi cioè questa cosa di fare paragoni con altri, per cui la nostra percezione sembra che loro siano molto sereni, secondo me è un atteggiamento piuttosto sbagliato. Cioè cerchiamo di rivolgere lo sguardo e l'attenzione sempre dentro di noi, ma non per fare un paragone, perché la percezione è veramente un metro di misura totalmente infallibile. Cioè anche se tu hai lavorato moltissimo sulla tua percezione in termini di sensitività, non è detto che sia quella giusta, perché magari hai a che fare con una persona che ha imparato a schermarsi o che ha talmente tanti demoni interiori che insomma quello che esce fuori è direttamente quello, ma poi c'è tutt'altra roba. Quindi iniziamo comunque a comprendere che tutto questo periodo storico che stiamo vivendo serve proprio a
spingerci a rivolgerci dentro di noi. Questo era un po' lo sguardo macro. L'aspetto micro del post-pandemia, diciamo, non astronomico, è sicuramente quello che viviamo quotidianamente e purtroppo, devo dire purtroppo, attraverso i social, perché ormai la socialità pare che sia stata totalmente delegata a questa dinamica virtuale dove tutti vogliono essere tutto e niente, cioè non è molto chiara questa cosa, questa liquidità, che comunque è diventata un'alienazione, ed è il motivo per cui mi sono presa questi 2 mesi, perché avevo necessità di radicarmi nuovamente, cioè non si può passare la vita delegando un dispositivo dei nostri pensieri, delle nostre ispirazioni, un dispositivo elettronico, tra l'altro, che comunque emana elettromagnetismo e diventa veramente molto intrusivo a livello energetico. Quindi bisogna anche cercare di fare quello che viene chiamato digiuno digitale, cioè ogni tanto cerchiamo di porci fare questo fioretto dove cerchiamo di essere un attimino più calmi nell'utilizzo della tecnologia, soprattutto quando non ci sentiamo abbastanza centrati e ci vediamo catapultati verso pensieri che non sono i nostri, sentimenti che non sono i nostri, ma che abbiamo preso come spugne da altre situazioni. Infatti abbiamo visto tranquillamente che nel mondo web è diventata una polarizzazione pazza, l'epoca della polarizzazione pazza, cioè non è possibile fare un ragionamento che sia un attimino ponderato. Io non dico che bisogna fare sempre i democristiani e stare nel mezzo in tutte le situazioni, quelli moderati, però bisogna anche prendere le cose per la complessità in cui si manifestano. Non può essere tutto semplificato a più o meno, bene, male, bello, brutto, cioè in questo dualismo sempre più positivo, sempre più estremista. Assolutamente, tra l'altro, è difficilissimo trovare il centro in questa cosa, cioè intendo dire anche il centro interiore, cioè capire quanto degli eventi che accadono in tutto il pianeta e che vengono veicolati dai mass media possono esserci utili per la nostra crescita personale. Cioè, secondo me, per esempio, è bene parlare del problema di genere tra uomo e donna. È una cosa giusta, era un'occasione buona per tutti quanti per dire, insomma, la propria opinione, per crescere insieme. Quindi questo è un lato buono, qualcosa su cui riflettere veramente profondamente, anche perché l'opposizione maschile e femminile è anche dentro di noi, quindi cercare di capire in che modo abbiamo accettato la nostra dualità femminile e maschile interiore, eccetera, eccetera. Il problema è quando ci si, diciamo, abbarbica su posizioni che vorrebbero essere quanto fluide possibili, in realtà sono assolutamente perentorie, radicate, senza alcuna visione né da una parte né dall'altra. Ecco, questo io non riesco a capire, cioè non c'è possibilità di dialogo, non c'è spazio per coltivare un pensiero che possa essere produttivo. Diventa tutto disarmonico, disfunzionale. Ne ho già parlato di questa roba, tra l'altro d'ora in poi ho intenzione di parlarne con meno paroloni, ma perché sì, voglio essere un pochino più tranquilla. Ho intenzione anche di parlare nei video successivi in modo molto molto immediato, cioè se mi viene da parlare sardo-italiano parlerò sardo-italiano, se mi viene da dire parolacce dirò parolacce. Mi sono proprio stufata della posa da divulgatrice, non me ne frega niente, io sono qui per condividere con chi ha voglia di ascoltarmi, voglio parlare con un pubblico adulto, quindi sono una donna adulta, chi c'è, chi non c'è, ammicullo. Chiedete ai sardi cosa vuol dire. Parlavo della polarizzazione estremista che non ci permette comunque di dialogare, di trovare una soluzione. L'esempio di questo maledetto, orribile, terribile stupro di massa che, devo essere sincera, la prima cosa che mi ha fatto pensare è stata: come diavolo si fa a strumentalizzare così tanto una tragedia in funzione di un dibattito pubblico che deve pendere
verso un'egregora piuttosto che un'altra, vergognoso. E poi ho pensato, vabbè, il mondo, questo è il mondo moderno, succede per tutto, bambini muoiono ovunque, però c'è per guerre, malattie, eccetera, però c'è soltanto Covid e guerra in Ucraina, quindi voglio dire, non stupiamoci più di tanto che possa accadere questo aspetto, perlomeno io mi sono fatta questo ragionamento interiore. Quello ha detto così, quell'altro ha detto cos'ha, strumentalizzazioni. Condanniamo un gesto del genere senza senso, ma è ovvio che condanniamo una crudeltà, sono cose crudeli. È crudele che il mondo permetta che una persona in uno stato di vulnerabilità venga sopraffatta da una moltitudine di altre persone. Questo è al di là del genere, perché tutti hanno detto una donna è bene che non beva e vada in giro da sola, ma anche un uomo è bene che non beva e vada in giro da solo, secondo me, così, senza... non perché voglio tifare per una... è proprio un mondo che è una merda, cioè i deboli vengono sopraffatti. Non appena c'è una situazione di vulnerabilità, il gruppo tende a farsi forza per andare a sopraffare quella cosa e nutrirsi dell'ego, di quell'esperienza inebriante fatta anche chimicamente di adrenalina e tutte quelle robe là che a quanto pare sono le vere droghe moderne insieme a tutte le altre chimiche, eccetera, eccetera. Quindi questo è lo schifo del guazzabuglio moderno. Io insomma eh, invito a criticare l'intero sistema mondiale per come è organizzato, a difendere sempre i deboli, che siano donne, che siano bambini, che siano uomini, ognuno è il sud di qualche nord nel mondo, quindi voglio dire, nella dinamica egemonia-subalternità, tendenzialmente essere egemoni sono veramente quattro gatti, straricchi e merda come pochi. Cos'altro c'è da dire di quello che è successo? Ah, sì, lutti, abbiamo parlato di lutti, ci sono stati anche due grandissimi lutti importantissimi, pensavamo che l'immortale Berlusconi non sarebbe mai morto, invece poi è morto, infatti a proposito di questo ho visto che gli incendi in Sardegna hanno preso pieghe che non prendevano da molti decenni, poi mi diranno, soprattutto quelli che mi seguono che vivono in Gallura, cosa ne pensano del fatto che per certi versi determinati luoghi sensibili della Gallura fossero intoccabili fino ad ora, quest'estate invece magicamente hanno iniziato a prendere fuoco, ma parlo anche molto banalmente dell'aeroporto, no? Così un incendio così vicino all'aeroporto è una cosa che mi ha fatto riflettere, però ditemi voi cosa ne pensate, magari se è il mio complottismo paranoico che prende il sopravvento, non lo so. Parliamone insieme, mi farebbe piacere. L'altra morte, diciamo famosa, è stata quella di Michela Murgia, che ovviamente da conterranea mi viene da dire che mi dispiace, perché comunque condividiamo lo stesso haplogruppo, ha scritto delle cose che divulgavano la sordità e quindi ovviamente mi dispiace, ma anche banalmente come essere umano in questo senso. Poi francamente non la seguivo, quindi non mi interessava quello che diceva, anzi non mi è mai piaciuta sin da bambina, quindi insomma non mi è sembrato neanche il caso di andare lì a fare i coccodrilli come hanno fatto tutti, perché lo trovavo quantomeno ipocrita. Però diciamo che ci ha mangiato il cervello per alcune settimane tutto questo, con la banalizzazione anche dei pensieri e delle cose. Insomma, più che altro io ne volevo parlare al di là di questo preambolo, per il fatto che è stato definito un funerale digitale. Questo mi ha inquietato veramente tanto, ve lo dico sinceramente, è la cosa che mi ha inquietato di più, anche perché appunto si trattava anche di una mia conterranea, quindi come vi ho detto tantissime volte, all'interno delle comunità sarde vita e morte sono qualcosa che vivono tutti, che non passa inosservato per nessuno, cioè tutti i clan, tutte le famiglie piangono una morte e gioisce per una nascita. Quindi da un lato questo io l'ho visto come comunque un radicamento culturale, per cui diciamo essere presente ovunque anche durante la morte potesse mandare
un richiamo, diciamo, al suo radicamento. Dall'altro invece l'ho visto come una snaturizzazione dell'importanza di questo passaggio, perché nel mondo web comunque non c'è un'educazione dell'utenza a porsi in modo sacrale nei confronti dei riti di passaggio dell'uomo, quindi questa cosa mi ha un po' disturbata, se devo essere sincera, e volevo condividere anche questo con voi. Poi ho accennato agli incendi ovunque, ragazzi, cioè qua la roba climatica ha preso il sopravvento. Ora sappiamo che ovviamente le questioni, diciamo, che più polarizza sono le questioni sanitarie, le questioni della guerra solo in Ucraina, perché le altre guerre chi se ne fotte, ma possono morire come vogliono, ma è morto il capo di, ma chi se ne frega, è morto quello Prigozhin, come cazzo si chiama, non riesco neanche a dire i nomi, sono nomi assurdi, alieni. Non mi interessa, non ci interessa, perché dobbiamo focalizzarci solo sulle morti importanti, quelle che possono essere strumentalizzate per dirigere il nostro pensiero su quell'aspetto piuttosto che quell'altro. E quindi incendi ovunque, il clima che è impazzito, eccetera, eccetera. Devo essere sincera che quest'estate è stata un'estate veramente assurda, perché siamo passati da picchi di 40 gradi, almeno parlo per me, nell'entroterra e nel mio caso specifico del Sarcidano. Siamo passati da picchi di 40 gradi, di morire sudati come... Non faccio esempi perché farebbero schifissimo, ma avete capito. Una settimana dopo registrare una minima di 7 gradi nel bosco, cioè, non si può passare da 40 gradi a 7 gradi nel giro di una settimana, c'è qualcosa che non va. Ora, cosa sia che non va? Perché è una questione naturale del pianeta che si sta autoregolamentando, che sia una questione della geoingegneria, che sia l'uomo con l'inquinamento, cioè tu che usi bicchieri di plastica, è tutta colpa tua, non lo so e non mi interessa. Ovviamente dare tutta la colpa e quindi vedere la causa tutto in un aspetto, secondo me è ridicolo e vergognoso ed è un insulto all'intelligenza umana. Ci saranno più concause che vanno analizzate con calma, col dialogo. Ma quale dialogo? Cioè, gli esseri umani sono lì che si ammazzano perché ovviamente ci sono le schiere. Io che voglio vendere questo prodotto farò in modo che il pensiero pubblico vada su quella via. Io che voglio vendere quest'altro prodotto o comunque aprire una fetta di commercio su quell'altro tipo di visione del mondo, del nuovo ordine, farò in modo che il pensiero pubblico vada su quel tipo di opinione. Questa è la verità secondo me. Quindi questo per dire che secondo me dovremmo un attimino estraniarci da quel tipo di analisi, cioè quella che fanno gli altri, e iniziare a pensare a quello che interessa a noi, cioè in che modo tutto questo ci può far crescere, ci può far capire come possiamo essere umani migliori. Facciamolo, ecco, poi quello che pensano gli altri lascia anche il tempo che trova, compreso quello che penso io, cioè io vi dico quello che penso io, se vi può essere utile per fare una ricerca personale, bene, se vi fa cagare, bene lo stesso. Poi, a proposito di incendi, c'è una cosa che mi ha triggerato schifosamente quest'estate, è la roba di Maui, cioè quello che è successo a Maui. A me mi ha devastato questa roba, cioè io ve lo dico, ho pianto così tanto per l'incendio nel Montiferru di 2 anni fa in Sardegna, 2 anni fa comunque non mi ricordo, mi sembra che era il 2021, sì. Che mi ha devastato questa cosa, perché c'è quelle immagini dei nostri boschi che andavano in fiamme, mi ha fatto uscire di testa. Poi l'ho sempre detto, cioè il Montiferru era veramente un baluardo della cultura sarda anche in termini socio-economici, quindi questa cosa mi aveva veramente turbato moltissimo, l'avevo sentito come un attacco profondo alla nostra sardità, alla nostra cultura. Ovviamente ho immaginato che fosse mira di speculazioni, eccetera, eccetera. Ora, in Sardegna so che c'è questa legge, però sono qui a disposizione per discutere sotto i commenti su questo argomento, quindi se ci sono persone che seguono il mio canale, che hanno competenze di questioni giuridiche per quanto riguarda la Sardegna, che semplicemente lo sanno, non devi essere sicuramente il grande avvocato di sti cazzi, vorrei discutere con voi di questa cosa. Cioè io sapevo che se
prendeva fuoco, bruciava un pezzo di bosco, un pezzo di monte, quello che è, quel terreno poi non poteva essere utilizzato per un tot di tempo per edificare, comunque per fare delle cose. Quindi io ho sempre visto, sì, da quando ho letto l'incendio nell'uliveto di Grazia Deledda, che poteva essere uno strumento di salvaguardia della terra per quanto riguarda i sardi. So che sto dicendo una cosa molto controversa, però se leggete l'incendio nell'uliveto forse capite bene di cosa sto parlando. Ma Grazia Deledda un premio Nobel non lo caga nessuno, proprio un Nobel italiano, non lo caga nessuno. Comunque, leggendo quel libro si capisce anche quanto tra orrore, devastazione interiore culturale, appropriazione culturale, quant'altro di più terribile possa esistere nella meccanica identitaria, quel gesto lì diventava un gesto liberatorio. Io lo trovo una cosa abominevole, sia chiaro, però c'è anche questa chiave di lettura da dare. Ora, mi sembra che non sto capendo bene, perché quando si parla di Sicilia quest'estate, per esempio, hanno detto tutti a mira di speculazioni, perché ovviamente mettono fuoco lì, poi quelle terre vengono utilizzate per questo, soprattutto in campo energetico adesso, fotovoltaico e pale eoliche, come se piovesse, ma in Sardegna non mi è stata chiara questa cosa, altrimenti andrebbero rianalizzate un po' di incendi degli ultimi anni, sinceramente, quindi apro il dibattito in questo senso. Per quanto riguarda Maui, io dicevo questo, mi ha triggerato moltissimo proprio perché l'ho sentito come un attacco profondissimo alla cultura indigena di quel popolo che abita quelle terre. Cioè, io l'ho sentita, non so, come una stoccata profondissima, anche perché in quel caso lì non ha bruciato solo, diciamo, la montagna, il bosco, con tutto ciò che rappresenta in una cultura che ha grande e profonda armonia con la natura, con la terra, come tutti gli isolani, ragazzi, come tutti gli isolani. Cioè, hanno bruciato anche la gente, è morta la gente, capito, dentro le case, non hanno suonato l'allarme, non hanno detto che cosa stava succedendo. Io vabbè, vi invito a guardare il video che ha fatto Massimo Mazzucco, perché secondo me è esemplare, ci sono delle piccole imprecisioni per quanto riguarda la questione etnostorica, ma veramente, cioè, irrilevante in chiave dell'analisi che ha fatto, perché secondo me l'analisi che ha fatto è perfetta. Sì, stiamo arrivando a una speculazione, il land grabbing, il furto della terra, ragazzi. Siamo passati al fatto che i cattivi del mondo, ve lo dico, mi hanno detto di usare termini semplici, quindi io dico, i cattivi del mondo vogliono rubarci la terra. Quindi con chi se la prendono? Non con ovviamente i deradicati cittadini del mondo che sono globali, la mia nazionalità è il pianeta Terra, eccetera, eccetera, ma ovviamente con i terroni, terricoli, che si radicano nella terra e di terra vivono, cioè anche nella loro manifestazione sacrale proprio. Quindi gli indigeni ovviamente se la prendono con gli indigeni. Non lo so, questa roba di Maui è una cosa molto, molto grave per tutti, perché io dico questo, da ovviamente strega, sciamana, chiamatemi come volete, non me ne frega niente dei nomi. So chiaramente l'importanza delle isole nel pianeta, cioè le isole all'interno del pianeta diventano della sorta di drive, da un lato è hard disk, dall'altro di memoria, dove raccogliere e chiudere tutta una serie di, chiudere ma non in forma stagna, chiudere, farla crescere come delle sorte di terrari dove culturalmente, ma anche da un punto di vista biologico, si sviluppano dei micromondi che sono poi il sunto di tanti altri mondi che stanno attorno a loro. Quindi fare terra bruciata, in questo caso specificatamente sull'isola di Maui, è stata una perdita per tutta l'umanità, cioè non è solo per loro, è una perdita culturale, eccetera. Poi io ovviamente ho visto la capacità di adattamento di quel popolo, cioè ho visto i loro riti,
ho visto come loro si sono dati in man forte l'uno con l'altro nonostante la rabbia, e ho capito che comunque il ruolo degli indigeni e delle isole è quello di resistere, persistere, esistere nonostante tutto, perché in un modo o in un altro, anche solo geneticamente, continuiamo a mantenere le nostre conoscenze, che sono conoscenze con tutta probabilità ancestrali, quindi conoscenze anche di coscienza e di consapevolezza. Quindi secondo me questo è un aspetto importante, diciamo che è il lato positivo. Poi ovviamente l'idea che abbia bruciato tutto, che sia morta la gente, io la trovo una cosa devastante, veramente. Ancora il cuore mi si contorce solo a pensarci, quindi ne approfitto parlando con voi per dire che comunque Maui è nel mio cuore, le isole, tutti gli isolani, tutti i morti sono comunque nel mio cuore. Voglio concludere questo lungo discorso, breve, non lo so, forse mezz'ora, non mi interessa, se volete sentirlo sentitelo, se no arrangiatevi, dicendo, tirando fuori un altro elemento importante che è un po' collegato a tutto quello che ho detto. C'è un aspetto veramente conturbante di tutto quello che vi ho raccontato che è successo in questi mesi. Sì, c'è l'inquietudine di fondo di affrontare il post, di tutte le emozioni represse della pandemia, c'è l'inquietudine di fondo perché l'astronomia ci spinge a doverci guardare dentro noi stessi, le polarizzazioni estremiste, gli incendi, le morti, l'egemonia sopra la subalternità, però c'è un altro aspetto che è l'aspetto del, diciamo, l'oscurità più, come posso dire, contaminante all'interno dell'essere umano. Cioè, in tanti per esempio mi hanno parlato del fatto che secondo loro c'è una, non so, un'invasione di demoni nel pianeta in questo momento. Posso anche essere d'accordo, usate l'acqua santa, l'aglio, le preghiere all'Arcangelo Michele, le preghiere alle entità celesti che più vi ispirano, fate tutto quello che volete. Il problema è quando il demone è dentro di noi. Cioè, continuiamo comunque a vedere esternamente come qualcosa che ci arriva, quindi gli alieni, quindi i demoni, quindi qualcosa di esterno che non ci appartiene, che è altro rispetto a noi, no? Questo è proprio, diciamo, la cesura che mettiamo tra il nostro io e l'altro, che sapete che è una dinamica che io adoro, cioè l'identità verso l'alterità, va benissimo, però bisogna anche capire quando la nostra identità ci pone come disarmonia verso tutto il resto, cioè se riusciamo comunque ad accettare di essere uguali a noi stessi, diversi dagli altri perché uguali agli altri, questo concetto non lo ripeterò perché chi l'ha voluto capire in questo momento l'ha sentito molto profondamente, lì allora la disarmonia, non dico che andrà a dissiparsi perché magari, però si inizia un altro passaggio di consapevolezza, che non deve essere per forza una roba gerarchica di spingersi verso l'alto, ma deve essere proprio un'espansione di coscienza. Perché ho detto questa cosa? Perché c'è l'aspetto dell'interiorità che è molto profondo. Mi ha fatto pensare, ci ho pensato parlando con una mia sorella d'oltremare, tra l'altro, proprio in occasione della questione di questo terribile stupro di massa, cioè una roba raccapricciante, e mi ha fatto riflettere su una performance fatta a Napoli nel 1974 da parte di Marina Abramovic. Cercatevela perché io in questo momento non mi ricordo manco il nome, mi è venuto in mente adesso. Ed è comunque una performance dove lei praticamente restava immobile, assolutamente una performance basata sul libero arbitrio, chiarissimo, dove lei rimaneva immobile al centro della stanza e nel tavolo c'erano disposti 1000 strumenti, 72 strumenti, un numero a caso tra l'altro, che le persone potevano usare su di lei nell'arco di queste 4 ore, se non sbaglio. Adesso non ricordo i dettagli, abbiate pazienza, cercatevelo, non mi ricordo neanche come si chiama, comunque mi ricordo che è a Napoli nel 1974 e c'è uno 0 nel nome, non mi ricordo esattamente. Semmai ve lo scrivo in descrizione appena chiudo, tanto me lo ricorderò.
Quello che è accaduto in queste ore di performance è stato che le persone hanno tirato fuori, non tutte le persone, sono formati due gruppi, un gruppo di protezione e l'altro gruppo che invece ha deciso di farsi prendere dai demoni interiori, perché in quegli strumenti c'era di tutto, c'erano comunque oggetti contundenti, addirittura c'era una pistola carica. E lì un gruppo di persone ha dato diciamo sfogo alla sua parte più oscura, raggiungendo dei picchi di raccapriccio che non è possibile neanche spiegare. Vi invito anche a sentire l'intervista di Marina Abramovic su quella performance, perché dice comunque lei di aver toccato dei picchi interiori di orrore che non pensava fosse possibile vivere. Detto questo, so che molti lasceranno il canale perché ho parlato di Marina Abramovic. Non mi interessa, se non avete la capacità di non vedere il diavolo ovunque e di continuare a polarizzarvi in quello è il male, quello è il bene, quello è l'altro, e capire che tutto è strumento per la nostra coscienza, non me ne sbatto un cazzo. Capito? Marina Abramovic a me piace. Mi piace perché ha fatto un lavoro enorme da un punto di vista di crescita di tutti quanti. Poi io quella roba non l'avrei fatta, infatti non la faccio perché io non so Marina Abramovic, non me ne frega niente, però lei l'ha fatto anche per me e mi può essere utile per tante cose, quindi lei strega cattiva, il diavolo, sì. Andate a pregare il rosario e mollatemi i coglioni in pace. Detto ciò, qual è l'ultima cosa? Il concetto di guerriero. Un altro concetto che si è sviluppato moltissimo nel dibattito interiore mio personale, delle persone con cui condivido la crescita, è quella del guerriero. Cioè ci siamo resi conto che comunque moltissimi guerrieri, coloro che ci siamo sempre definiti guerrieri, che abbiamo un'indole guerriera, che abbiamo necessità di combattere per difendere, per proteggere, e ci siamo un po' messi da parte in questo vedere il litigio perbenistico continuo. Cioè il mondo è diventato questo, cioè non ci sono più le battaglie vere, che la guerra in Ucraina muore la gente, in tutte le guerre del mondo muore la gente, sì, quella è la vera guerra, quella raccapricciante. Io parlo proprio della battaglia interiore, no? Interiore nei confronti anche dell'esterno, cioè quello che combatti dentro di te che poi devi combattere anche fuori di te, cioè porti in una posizione di attività e non di passività, cioè decidere di stare in fermezza davanti all'incombere della disarmonia continua, di questa egemonia e predazione continua. Moltissimi cioè, ci siamo un po' messi da parte, cerchiamo sempre la via di mezzo, il centro, e risultiamo poi alla fine dei democristiani che altro che guerrieri sono, cioè proprio è tutto il contrario. Ma non è proprio così, perché l'indole guerriera rimane sempre, cioè, io in questo caso mi viene da dire che bisognerebbe un attimino studiare la questione dell'essere guerriero, cioè da Paolo Coelho e Sun Tzu a tutti i popoli antichi radicati nella terra, compresi appunto i popoli di Maui, Maori, tantissimi altri popoli, vichinghi, e tutti quei popoli che sono diventati famosi nell'immaginario come guerrieri e che adesso fondamentalmente sono depressi, si ammazzano, inciccioniti, giocano d'azzardo, strafatti di droghe, di alcol, perché non riescono più a esprimere fondamentalmente questa indole. Molti antropologi non sono d'accordo su questa cosa, perché dicono comunque che è sbagliato generalizzare all'interno di una cultura una peculiarità come quella di essere guerrieri, cioè all'interno di una cultura ci sono anche persone che non lo sono. Ma io non la penso proprio così, cioè sì, da un lato ci sono i ruoli sociali, ma dall'altro c'è l'indole della difesa. È ovvio che in luoghi diciamo lontani dal mondo si tende
a doversi difendere dagli attacchi, perché si è in meno, ci si adatta con maggior difficoltà, quindi si deve allenare quella capacità di difesa che ovviamente popoli moltissimi, numerosi, tendono invece a allenare dal punto di vista dell'attacco, quindi guerrieri in quel senso, cioè l'indole della difesa. Infatti se andiamo a vedere i popoli nativi tendenzialmente hanno una visione di guerriero che è quello di protezione del debole, cioè chi è il vero guerriero per i nativi americani, chi è il vero guerriero per i nativi sardi, per i nativi del nord Europa, delle isole della Polinesia, Nuova Zelanda, bla bla bla. Sono coloro che difendono, si allenano sin da bambini, tirano fuori la loro energia in visione di protezione di tutte le parti deboli della loro società, quindi le donne che sono incinte o stanno partorendo, perché poi anche le donne a loro volta si dovranno allenare in questo senso, però quando sono in uno stato di vulnerabilità diventano oggetto di difesa insieme agli anziani, insieme ai bambini, insieme alle persone che hanno delle malattie, a tutto ciò che è vulnerabile, cioè tu fai parte di me, della mia comunità e io ti difendo. Ecco, questo è essere guerrieri e io non ho nessuna intenzione di abbandonare questo tipo di visione. Non mi interessa se il mio essere noiosa quando continuo a difendere la mia terra, quando continuo a difendere la mia isola, la mia cultura o le cose che ritengo importanti per una visione del mondo funzionale. Possa apparire appunto noiosa, fissata, che non interessa a nessuno. Questo sono e questo sto cercando di far capire a tutti quanti. È facile inquietarsi quando succedono le cose eclatanti, anche nel mondo della controinformazione, cioè tutti si fanno allegramente i cazzi loro, però quando succede qualcosa di inquietante, oh mio Dio, mi dispiace tanto. Però nel frattempo c'è gente che sputa sangue tutto l'anno, capito, per quelle terre. Capito? Indignarsi 5 minuti è facile, però c'è gente che sputa sangue tutto l'anno, quindi diamo onore anche ai popoli guerrieri. Detto questo, io vi saluto, vi ho rotto i coglioni per moltissimo tempo, tipo 40 minuti, 45, non lo so, non mi interessa. Vi ringrazio per coloro che mi hanno seguito, tanto lo so, vi conosco, siete in 4 e vi voglio bene. Chiunque mi voglia seguire siete sempre ben accolti nel mio cuore. Vi saluto alla prossima settimana. Procederemo insomma con un po' di video personali e un po' di video di registrazione di interviste. Adesso vediamo un po' come gira. Mi raccomando, scrivetemi, contattatemi per dirmi cosa vorreste. Sto leggendo anche ovviamente il secondo libro dei racconti della neurologia per fare anche quello. Sto cercando un po' di fare tutti. Io sono tornata, ci sono, grazie per chi mi vorrà seguire. Ovviamente vi volevo anche dire questa cosa che secondo me è importante: non siate susunchi, chiedete ai sardi cosa vuol dire. Se potete, cercate di fare una donazione al mio PayPal, perché francamente io, cioè, va bene tutto divulgare, avere del tempo fatto con amore, però sarebbe anche bello comunque riuscire ad avere qualche soldino, semplicemente anche per pagarmi le cose che uso su internet per andare in onda. Se volete farlo, se non volete farlo, amen culo anche in questo caso. Vi abbraccio a tutti, vi voglio bene, asibi.